E dunque siamo in vasca con questa prima serie dei 200 dorso femminili e con Arianna Barbieri, corsia centrale numero 4, ieri vincitrice della prova dei 100, ritorna in vasca per la doppia distanza dei 200. Ricordo il meeting risale al 2014, è di Francesca Fresia, 2:14:50. Vediamo la situazione alla virata numero 2, quella dei 50 metri. Barbieri 31,72, Pretto 32,13 nella sua scia, in seconda posizione. Prossima gara saranno i 50 dorso ragazzi maschi con 5 serie previste, lotteranno dalla 1 alla 8 Mattia Fabris, Manuel Lazzarini, Matteo Canova, Tommaso De Giorgio, Riccardo Manton, Elia Orban, Pietro Marchetto e Alessandro Scobbi. Siamo alla virata dei 100 metri, Barbieri 33,76, questi secondi 50, Pretto 34,83, benvenuti 35,47. Arianna Barbieri in quarta corsia, abbiamo ricordato i suoi 9 titoli italiani assoluti vinti, 3 medaglie d'argento agli europei di Debrecen, più volte medagliata agli assoluti e 2 volte finalista ai campionati mondiali di vasca corta, davvero importante carriera per la Barbieri. Vediamo la situazione alla virata dei 150, terzi 50, 34,84. Giorgia Pretto, giovanissima, in seconda piazza, 35,66. Bella Menegaldo sale in terza posizione dalla settima corsia con 36,91. Ma siamo già all'ultima virata, ricordo il primato della Fresia, 2:14,50 con la Barbieri che dovrebbe essere in linea per andare a scrivere il suo nome ancora una volta nell'albo di questa manifestazione. 2:14,50, il tempo da battere, la Barbieri al tocco. 2:14,94, il primato sfuma, ma arriva comunque la vittoria dei 2 dorse femminili davanti alla Pretto, 2:17,93, e poi Giulia Menegaldo in terza piazza con 2:22,73, ma attenzione